Dunque, iniziamo questa nostra esplorazione di oggi. Partiamo da una dinamica che definirei puramente transazionale, della tolleranza religiosa. Sì, un tema decisamente complesso. Esatto, e i documenti su cui ci basiamo oggi, tratti dal saggio storico di Imelda Rosa Pellegrini, ci portano nel Veneto orientale, precisamente a Portogruaro, tra il 400 e il 600. Un'epoca, diciamo, in cui le piccole comunità di terraferma e le stesse autorità veneziane affrontavano una cronica carenza di liquidità. Tra carestie ed epidemie, il credito era letteralmente un'esigenza sistemica. L'obiettivo di questa nostra immersione nelle fonti è proprio analizzare questo paradosso, cioè una minoranza considerata assolutamente vitale per la sopravvivenza economica di una città, ma al contempo costretta ai margini da una radicata intolleranza. Certo, perché l'unica via percorribile per avere liquidità era rivolgersi ai prestatori ebrei. Il prestito a interesse tra cristiani, ricordiamolo, era rigorosamente condannata dalla Chiesa come usura. E considerando questo severo divieto ecclesiastico, come faceva un piccolo comune a istituzionalizzare questa pratica senza... Senza attirare l'attenzione dell'Inquisizione, proprio così? aggirando l'ostacolo burocraticamente. Le fonti tracciano presenze isolate fin dall'inizio del Cinquecento, come il battesimo di un ebreo di nome Jacob, registrato nei diari di Marinsanudo nel 1506, ma la vera svolta avviene nel 1575. Quando Portogruaro invita formalmente i fratelli Jacob e Moisè Rizzo ad aprire un banco dei pegni. Esatto, e lo fanno attraverso la cosiddetta condotta, un contratto pubblico estremamente dettagliato. Quello dei fratelli Rizzo conta ben 41. 41 clausole, una cosa impressionante. Davvero. Il documento fissa il tasso di interesse al 12,5%, ma stabilisce anche i termini dell'esistenza stessa di questa comunità nel tessuto urbano. In cambio del servizio, i banchieri ottengono tutele precise. Come l'esenzione dal presentarsi in tribunale durante le festività ebraiche. L'autorizzazione per allestire una sinagoga domestica e, elemento fondamentale, il diritto a un cimitero. Sai, leggendo l'elenco di queste clausole, a me è sembrato di osservare un precursore storico dei moderni visti d'oro. I diritti civili e religiosi basilari non venivano riconosciuti per principio, venivano letteralmente acquistati. Acquistati attraverso l'utilità economica e il capitale che portavano alle casse della città, esatto. E questa tutela contrattuale era meticolosamente messa per iscritto proprio per la totale assenza di garanzie sociali. Perché senza protezione municipale, un prestatore ebreo non aveva alcuno status per riscuotere un debito da un cittadino cristiano. Assolutamente no. Il clima circostante, tra l'altro alimentato dalla Controriforma, era costantemente ostile. I documenti storici riportano infatti episodi di violenza estrema che inquadrano bene questa ostilità. Pensiamo al 1480, nella vicina Porto Buffolè, quando 3 ebrei furono giustiziati a Venezia sulla base di accuse del tutto infondate riguardanti presunti omicidi rituali. Quell'episodio documenta un'isteria collettiva che i tribunali dell'epoca finirono per istituzionalizzare. Le fonti citano poi il caso successivo di Mosè Belgrado. Il banchiere di San Vito. Sì, processato dal Sant'Uffizio a inizio Seicento per aver presuntamente indotto un cristiano, Leandro Tisanio, a convertirsi all'ebraismo. Ed è lo stesso meccanismo inflessibile di repressione che negli stessi anni portò al rogo il mugnaio Menocchio per le sue idee teologiche. Ovviamente, analizzando queste fonti, manteniamo una posizione imparziale, ma è oggettivo notare come i documenti mostrino un'inquisizione che non tollerava la minima permeabilità tra le fedi. Una paranoia istituzionale verso la contaminazione religiosa che si traduceva inevitabilmente in un'ossessione per i confini fisici. La rigida segregazione all'interno degli spazi cittadini. Un'ossessione che culmina e si rende visibile nel lunghissimo conflitto per il cimitero. Nel 1620 le famiglie ebraiche riescono ad acquistare un terreno a San Gottardo. Ma verso la metà del Seicento la situazione degenera. I residenti locali iniziano a ostruire attivamente le sepolture, specialmente per i defunti portati da fuori città. Nonostante Venezia imponga molte pesanti per difendere i contratti originali, la comunità locale fa muro. E l'argomentazione principale riportata nei documenti è la prossimità giudicata scandalosa tra le tombe ebraiche e le vicine chiese cristiane. Ma la cronologia degli eventi ci mostra una coincidenza interessante con un cambiamento economico cruciale. Il 1668, l'apertura del Monte di Pietà a Portogruaro. Esatto.
L'istituzione di un ente creditizio di matrice cristiana che offriva prestiti a tassi inferiori elimina di colpo la necessità strutturale del capitale ebraico. E privata del suo ruolo economico, la comunità ebraica perde quell'unico scudo contrattuale che le aveva garantito il diritto di esistere e operare in città, innescando così un inesorabile allontanamento. Ma prima di concludere, c'è un frammento nelle fonti che mi ha molto affascinata. Offre una prospettiva diversa sulle relazioni individuali dell'epoca. Il matrimonio del 1633. Sì, tra due giovani dell'alta borghesia ebraica, Allegra Sacerdoti e Leon Alpron. In quell'occasione un poeta cristiano locale, Eusebio Simon Stella, compose dei versi celebrativi. Un documento che testimonia legami di autentica ammirazione e amicizia intellettuale, capaci di resistere nonostante le pesanti barriere istituzionali. Questo dettaglio storico ci lascia con uno spunto di riflessione molto più ampio per chi ci ascolta oggi. Abbiamo esaminato come i diritti e l'integrazione a Portogruaro fossero concessioni strettamente legate alla fornitura di un servizio essenziale. Una tolleranza su base finanziaria, in pratica. Quanto della moderna concezione di accoglienza e diritti civili è ancora, seppur in forme diverse, silenziosamente subordinato alla pura utilità economica che un gruppo può offrire alla società ospitante.